assegnato il signor Stefano Bartolani. L'Hockey Denaro Breganze augura a tutti i presenti un buon divertimento. Amici sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e ben collegati con il Pala Ferrarin di Breganze per l'ottava giornata del massimo campionato di hockey su pista 2019-2020 con le riprese di Marco Silvestri di Studio 7 HD e la voce di Stefano Rettis. Andremo a seguire questa sfida tutta rosso-nera tra il Lanaro Breganze ed il Sarzana. Un Sarzana che di certo non ha avuto un avvio facile. C'è da dire che nelle prime 7 giornate del campionato la formazione di Alessandro Bertolucci si è giocata un tour de force incredibile, affrontando tutte le pretendenti al titolo e pure le outsider che puntano alle parti alte della classifica, senza contare poi il match di Eurolega dove Sarzana se l'è dovuta vedere contro un Barcellona stratosferico. Poi settimana prossima ospiterà in casa sua il Benfica. Insomma, un Sarzana che cerca il pronto riscatto per schiodarsi da quell'ultima posizione che di certo non rispecchia le potenzialità della formazione ligure. Lo dovrà fare stasera contro un Lanaro Breganze che sicuramente ha avuto un avvio di campionato più agevole, senza comunque negare il buon gioco dimostrato fino ad ora dai ragazzi di Diego Mir, aggiudicandosi punti importanti che lo collocano in seconda posizione. Dopo 7 giornate, ovvio comunque sia prematuro parlare di classifica, soprattutto in questo campionato che fino ad ora ha dimostrato di essere apertissimo e ricco di sorprese. Di sicuro c'è che da qui in avanti, ne siamo certi, dovremo aspettarci un Sarzana pronto al recupero. Ma ora scendiamo in pista anche noi con il fischio d'inizio e la direzione di gara affidati a Franco Ferrari e Marco Rondina, con il Breganze che schiera tra i pali Francisco Veludo, esterni il capitan Gerard Texido, Samuel Amato, Eloy Michans e Andrea Scuccato, mentre per Sarzana si sta intanto preparando per andare nella propria gabbia Simone Corona. Giocatori esterni Geronimo Garcia, Ipinazar Borsi e Chicco Rossi vicentino bassanese, in forza ormai da qualche anno, una colonna portante dell'hockey Sarzana. Si porta proprio sulla pallina in fase di battuta di inizio partita Francesco Rossi. Si attende intanto il posizionamento in porta di Simone Corona. Parte in questo momento la partita, questi 50 minuti che si giocheranno sicuramente ad alti ritmi, conoscendo le due formazioni allenate rispettivamente Breganze da Diego Mir e Sarzana da Alessandro Bertolucci. Si parte subito con il possesso del Sarzana, il giro palla con Chicco Rossi a lanciare sulla sinistra Borsi che taglia la metà campo, poi torna indietro per Chicco Rossi. Adesso palla per Garcia, Ipinazar, il tiro di Ipinazar dalla distanza viene deviato da Eloy Michans, va a recuperare intanto Samuel Amato che rilancia i suoi, passaggio lungo per Scuccato, però imbrogliato dallo steccato, ne approfitta il Sarzana per andare a recuperare la pallina. C'è intanto il tiro dalla destra di Garcia, ancora palla del Sarzana, Borsi in possesso di palla, Borsi a tu per tu con Scuccato, ancora Borsi in possesso, Scuccato su di lui. C'è il primo fallo di squadra della partita a favore del Breganze, primo fallo di squadra dunque che viene assegnato al Sarzana. Michans per Scuccato, Amato, la giravolta di Amato, il passaggio però viene intercettato da Ipinazar. Poi c'è un fischio da parte del signor Ferrari, dice che Ipinazar tocca la pallina con il patino, si aiuta con il patino Ipinazar, quindi sarà rimessa in gioco a favore del Breganze con Samuel Amato in sede di battuta, che tocca lì per Andrea Scuccato che va dietro la gabbia di Corona. Michans, Texido sulla sinistra, Texido tenta di andare in centro area, nulla da fare, la tocca Chicco Rossi che però finisce fuori e quindi sarà ancora possesso del Breganze. Sulla pallina Texido che tocca per Amato, indietro Eloy Michans, sulla destra Michans,
tenta di seminare Ipinasar, poi passa indietro per Teixidó, c'è spazio per lui però perde un po' di tempo. Il passaggio dunque per Scuccato, taglia dietro la porta Scuccato, Michans dal centrocampo sulla sinistra, il tiro di Michans fermato senza problemi da Simone Corona, ancora Michans dentro l'area, Michans il tiro, poi viene fermata dalla difesa del Sarzana. Rossi in possesso, appoggia per Borsi, Ipinasar, ancora Rossi, Ipinasar, lo scambio con Borsi, ancora Ipinasar. Borsi intanto dalla propria metà campo, il passaggio sulla destra all'indirizzo di Rossi, intanto viene messa lì una pallina per Geronimo Garcia, capisce tutto però la difesa di Diego Mir del Breganze e si riparte dunque con i rossoneri del Breganze in possesso palla, questa sera Breganze in divisa grigia. Teixidó intanto viene fermata la pallina da Garcia, riparte il Sarzana in contropiede, il tiro intanto di Francesco Rossi fermato da Samuel Amato che riparte in contropiede, c'è il 2 contro 2, Samuel Amato tenta il tiro fermato dal muro della Sarzana, Samuel Amato mette la pallina lì in mezzo, però intuisce tutto Geronimo Garcia che può con tutta calma rilanciare i suoi, il passaggio è per Ipinasar, poi all'angolo alto trova Chicco Rossi, il passaggio poi indietro per Borsi, Garcia, ancora indietro per Borsi, sulla destra Ipinasar, ancora Borsi in centro, scambia nuovamente con Ipinasar, poi Garcia, si accentra Garcia, poi decide di scaricare sulla destra dove trova Borsi, ancora Borsi, riparte dal centrocampo con Ipinasar, il passaggio in mezzo per Chicco Rossi, si è rivelato poi alla fine un tiro inaspettato per Francisco Veludo e c'è il gol che apre l'incontro per Sarzana, 21 minuti e 27 secondi. Sfortunato qui in questo caso il Breganze, sicuramente Veludo non si aspettava questa pallina, l'ha vista proprio all'ultimo minuto, gli è proprio passata lì piano piano sulla destra. Gol intanto di Ipinasar. Breganze con Teixidó. Va all'angolo Teixidó, c'è il raddoppio su di lui. Bene, Sarzana porta via la palla. Ipinasar indietro per Borsi. Ancora Borsi. Sulla destra per Ipinasar, avanza Ipinasar, il passaggio in mezzo per Borsi che tira da fuori area, nulla da fare, riconquista ancora comunque il Sarzana con Chicco Rossi dietro la gabbia di Francisco Veludo. Passaggio di sponda per Geronimo Garcia che taglia sulla destra, il tiro di Geronimo Garcia, era un altro tiro insidioso raso terra che però è deviato dalla difesa del Breganze, contropiede del Breganze, c'è questo tiro in mezzo di Samuel Amato che però va a cozzare contro il primo palo della gabbia difesa da Simone Corona. Michans intanto in possesso, lascia lì la palla per Gerard Teixidó, ancora Michans, passaggio in mezzo per Samuel Amato, capisce però tutto Borsi, rilancia i suoi, 2 contro 1, adesso 2 contro 2. Riesce a fermare l'offensiva del Sarzana Eloy Michans. Michans adesso in possesso, passa in mezzo per Teixidó che non riesce a stoppare bene la pallina, contropiede del Sarzana, però frena tutto Ipinasar e chiede calma ai suoi. Ricominciamo da zero. Geronimo Garcia, il passaggio per Rossi, indietro ancora per Ipinasar. Borsi. Garcia. Scivola intanto Ipinasar, però è il più lesto di tutti ad andare a recuperare la pallina. Intanto c'è questa svirgolata verso l'attacco per Ipinasar. Ancora pallina del Sarzana, 5 secondi per andare al tiro, fermato da Eloy Michans che parte in contropiede. Michans a tu per tu con Ipinasar, la vince il giocatore del Sarzana. Adesso Rossi si accentra, Rossi tenta il tiro, disturbato però da Andrea Scuccato. È ancora
Sfera sulle stecche del Sarzana. Garcia per i Pinazar. Borsi lancia lungo per Garcia. Nuovamente passaggio lungo all'indietro, sempre per Borsi. Altro passaggio in mezzo che diventa un altro gol per Sarzana, che va sul 2-0 a 18 minuti e 25 secondi. In bambola in questo frangente il Breganze, che con due, possiamo chiamarli passaggi in mezzo, prende 2 gol. Questa volta il gol è di Francesco Rossi, assegnato a Francesco Rossi. Amato per Scuccato. Passaggio sbagliato per Eloy Michans, che riesce comunque ad andare a recuperare. Adesso il passaggio dietro la porta dove c'è Amato. Michans indietro per Scuccato. Va sulla sinistra Scuccato, finta il tiro, poi vede lì pronto i Pinazara, dunque ci ripensa. Ricomincia con il gioco il Breganze, c'è questo tentativo di passaggio in mezzo di Samuele Amato, che però finisce fuori dallo specchio della porta, e quindi sarà Sarzana a ripartire con Borsi a giocare per i Pinazar. Borsi, Rossi. Garcia. Borsi fermo dietro la porta di Veludo. Ancora Borsi, il passaggio per i Pinazar, che richiama nuovamente i suoi a ricostruire l'azione. Garcia, i Pinazar. Il passaggio in mezzo per Rossi, la girata, bello il tiro, però prontissimo Veludo. Adesso contropiede del Breganze, Samuel Amato. Il passaggio per Michans. Cerca il varco Michans, poi decide di passare per Scuccato. Scuccato va dietro la porta di Corona, tenta di liberarsi di Borsi. Scuccato, poi passa Nicola Retis, nuovo entrato, sostituito Gerard Texido. Retis, su di lui Rossi, ancora Retis in possesso, lungo balaustra, viene fermato irregolarmente Retis, quindi fallo di squadra del Sarzana, che va a 2. Un fallo intanto per Breganze. 16 minuti e 32 secondi da giocare, prima frazione di gioco. Samuel Amato, il passaggio sbagliato, è preda di Garcia. Garcia che se ne va in cerca del centro area, viene però fermato. La pallina ritorna comunque sulle stecche del Sarzana. Garcia per Borsi, sostituzione, intanto esce il Pinazar per il Sarzana ed entra Perroni. Garcia gira la porta di Veludo, poi Rossi. Borsi, il tiro di Borsi fermato dalle gambe di Retis, riparte il Breganze. Scuccato su Corona, che para questo tentativo, tanto contropiede delle Sarzana. Borsi, serie di finte, viene fermato da Nicola Retis. Riparte il Breganze con calma. Retis in possesso di palla su Michans, lo scambio nuovamente con Retis, poi lascia di palla per Samu Amato. Breganze, Michans, Retis sulla sinistra per Scuccato, marcato stretto da Garcia. Michans, su di lui c'è Perroni, il passaggio filtrante in mezzo dove c'è Amato, si deve allungare un po' troppo per andare a prendere la pallina. Scuccato per Michans, il tiro di Michans, la pallina passa alla sinistra del secondo palo di Simone Corona. Deve andare al tiro intanto il Breganze, passano i 45 secondi, la pallina torna in possesso del Sarzana, con Perroni adesso a condurre il gioco. Borsi, Garcia, tanto c'è il tiro di Garcia
questa volta è un tiro vero e proprio, non ha problemi Veludo ad arrivarci. Riparte le Breganze. Sostituzione intanto per Diego Mir, esce Andrea Scuccato, entra Davide Borgo. Micians, Amato, Micians, mette in mezzo palla Micians per Amato, che però non riesce ad arrivarci, forse disturbato anche un po' da Chicco Rossi. Rettis, dribbling di Rettis, va in centro area, Rettis cade per tutto regolare comunque per il duo Ferrari-Rondina. Si riparte con il Sarzana, Perroni per Borsi. In mezzo intuisce Samu Amato che rilancia il Breganze. Amato se ne va sulla sinistra, poi decide di giocare indietro. Tornata pronta la difesa del Sarzana. Qui c'è il tentativo del Breganze con Borgo a mettere lì una buona pallina per Nicola Rettis, che tira al volo. Per un po' non sorprende Simone Corona, bravissimo in questo caso a sventare il pericolo, e c'è il primo time out della partita chiamato da Diego Mir. Noi intanto andiamo a vedere gli altri risultati di questa ottava giornata, con Follonica Forte di Marmi giocata alle 18. Il risultato finale è 2-6 per il Forte dei Marmi. Si sta giocando invece Lodi Viareggio 1-0 per il Lodi. Scandiano Monza ferma sullo 0-0. Valdagno Montebello, altro derby vicentino, 1-1. E l'altro derby vicentino, il secondo della giornata, tra Sandrigo e Trissino, fermo sull'1-1. L'altra partita dell'ottava giornata si giocherà domani a Correggio con Correggio Bassano del Grappa. Intanto ritorniamo qui in collegamento con la pista del Pala Ferrarin, dove a 13 minuti e 26 secondi dal termine della partita il Sarzana sta conducendo, scusate, al termine del primo tempo Sarzana sta conducendo per 2-0 sulle Breganze, con due gol veramente possiamo dire assurdi per le Breganze, con due passaggi lì in mezzo che però hanno giovato alla formazione di Alessandro Bertolucci, con il primo passaggio in mezzo di Pinazar che finisce dentro, non visto da Veludo. Gol fotocopia poi per Chicco Rossi, che mette lì la pallina in mezzo per il proprio compagno di squadra, pallina che passa in mezzo alla difesa e Francisco Veludo non si accorge, carambola dentro per il 2-0. Si riparte dunque con il gioco, rimessa in gioco da parte del Sarzana. Perroni intanto in possesso di palla, lascia lì per Geronimo Garcia. I Pinazar, Rossi indietro per Perroni, ancora i Pinazar. Garcia va a servire Perroni in centro campo, gioca sulla sinistra per i Pinazar, che taglia tutto il campo. Il tiro dalla destra di Pinazar è preda di Francisco Veludo. Ancora comunque il possesso del Sarzana con Garcia che taglia in mezzo al campo, capisce tutto però Teixido che porta via pallina. Qui intanto viene fischiato un fallo contro il Breganze, c'è il tocco di pattino di Gerard Teixido. Tanto accusa un colpo Andrea Perroni, l'arbitro ferma il gioco, si sincera che sia tutto a posto, dà l'ok Perroni. Lo stesso si porta sulla sfera per battere la punizione, che batte in questo momento per i Pinazar in possesso. Adesso Perroni a giocare per Geronimo Garcia che se ne va in centro campo. I Pinazar, giro a 3 del Sarzana con Chicco Rossi che staziona in centro area. Garcia indietro nuovamente per Perroni, il passaggio in mezzo a tentare un terzo gol fotocopia, però preda della difesa del Breganze. Adesso Borgo a giocare la pallina in mezzo per Teixido, che se la va a recuperare. Teixido, serie di finte, ancora Gerard Teixido va dietro la porta di Corona, decide poi di scaricare all'indietro dove trova Nicola Rettis, finta il tiro Rettis, poi decide di scaricare su Teixido. Micians, Rettis, passaggio filtrante per Micians,
Ancora Michans, se la deve vedere all'angolo con Ipinasar, la vince il giocatore del Sarzana. È ancora lì però a pressare Michans. Adesso il passaggio per Chicco Rossi, pressato da Texido, e intanto vengono fischiati 10 secondi di gioco nella propria metà campo da parte del Sarzana, quindi al termine di questo time out chiamato da Alessandro Bertolucci si andrà a giocare una rimessa in gioco a favore del Breganze. C'è subito un time out chiamato da Alessandro Bertolucci. Risultati intanto dalle altre piste, ricordiamo il risultato finale di Follonica Forte dei Marmi 2-6, giocata alle ore 18, Lodi Viareggio 1-1, Scandiano Monza 0-0, Valdagno Montebello 1-1 e Sandrigo Trissino 1-1. Andiamo anche a vedere i gol di questo derby tra Sandrigo e Trissino, con il Sandrigo che apre le danze a 19 minuti e 27 secondi al termine del primo tempo con Cacau, e poi c'è il pareggio appena un minuto e mezzo dopo da parte di Garcia per il Trissino. Un Sandrigo che sta veramente dimostrando molto in questo campionato. Intanto si ritorna a giocare, 11 minuti e 33 secondi al termine del primo tempo. Sarzana 2, Breganze 0. I gol di Ipinasar e Rossi. Chiede intanto distanze Gerard Texido su il neoentrato Moiano. Pallina intanto del Breganze, se ne va sulla destra Borgo che lancia la pallina dietro la porta dove trova Capitan Texido. Borgo a tu per tu con Corona, era stato servito con una pallina d'oro da Gerard Texido. Adesso Rettis che tenta di scaricare su Borgo, lo anticipa però Andrea Perroni che rilancia i suoi. Ipinasar, Rossi. Il passaggio sulla destra dove c'è Andrea Perroni, adesso sinistra Ipinasar, Moiano. Giro a 3 per Sarzana, in centro area sempre il solito Chicco Rossi. Moiano, il passaggio in mezzo, tenta il tap-in però in posizione difficile per Chicco Rossi. Adesso Breganze con Rettis, su di lui al raddoppio Moiano e Perroni. Ancora Rettis, viene fischiata la palla a 2. Intanto falli di squadra ancora fermi sul 2 per Sarzana, 1 per Breganze. 10 minuti e 26 secondi da giocare in questa prima frazione di gioco. Ripartenza del Sarzana con Moiano a lanciare palle a lungo fascia per Rossi. Perroni sulla destra, Perroni. Indietro per Rossi che guadagna tutto il campo. Rossi va in centro area, scivola. Riparte il Breganze con Texido. Il tiro di Texido è però deviato dalla stecca di Ipinasar. Qui viene fischiata una palla a 2 per pallina ferma dietro la rete di Simone Corona. C'è il contropiede intanto del Sarzana. Ipinasar, il tiro di Ipinasar deviato alto, pallina ancora regolarmente in campo, si continua a giocare. Borgo a servire Rettis, sulla destra Amato, il tiro di Amato alto sopra la traversa, pallina viene fischiata intanto alta da parte del signor Ferrari. Si riparte dunque con la rimessa in gioco di Sarzana che riparte con Borsi. Il passaggio all'indietro per Ipinasar, ancora Borsi. Sulla destra c'è Moiano, ma intanto guadagna qualche metro Borsi. Moiano, Ipinasar. Borsi. C'è un fallo intanto da parte di un giocatore del Sarzana, fischiato fallo di squadra, terzo fallo di squadra del match. Texido, ancora Texido, va dietro la porta di Corona, su di lui Davide Borsi. Rettis intanto per Amato.
chiude bene la difesa del Sarzana, non riesce a trovare gli spazi il Breganze. Intanto c'è Borsi a tu per tu con Texido, la vince Borsi. Moiano. Borsi per Ipinasar, siamo al centrocampo. Perroni intanto per Moiano che riesce ad andare via Retis. Borsi. Torna indietro Borsi per Perroni. Il tiro intanto di Perroni fermato da Retis e Texido, e qui intanto c'è il fallo di Perroni su Nicola Retis. Estrae il cartellino blu il signor Franco Ferrari, che espelle Perroni con questo gancio su Nicola Retis, che era in fase di ripartenza di contropiede insieme a Gerard Texido. Viene sostituito intanto in questo momento Nicola Retis entra nuovamente Andrea Scuccato. Sulla pallina intanto si posiziona Gerard Texido, che se la dovrà vedere con Simone Corona, molto bravo in questi tiri di prima. Dà il via intanto Ferrari, parte Gerard Texido, il gancio di Texido e para Simone Corona. Tanto c'è un colpo su Moiano. Non abbiamo visto bene, sicuramente non è stato volontario da parte di Texido questo colpo. Si rialza intanto Moiano, nulla di grave per il giocatore del Sarzana che viene sostituito. Rientra Francesco Rossi. Tanto ci sarà un gioco a due dall'angolo. Gerard Texido sulla pallina con Francisco Ipinasar. Fallito dunque il primo tiro di prima del Breganze. E intanto c'è il gol di Michans, che tira una cannonata che trafigge Simone Corona. A 8 minuti e 3 secondi dal termine del primo tempo Breganze riesce ad accorciare le distanze in superiorità numerica. Dunque rientra subito il quarto giocatore del Sarzana. Deve provare con Michans il Breganze anche con questi tiri da fuori area. Ricordiamo Michans dotato di un tiro veramente eccezionale. Rossi intanto indietro per Ipinasar, guadagna metri Ipinasar, si accentra, poi va sulla destra, fa il giro della gabbia, difesa da Francisco Veludo, indietro per Borsi che finta un tiro, poi invece in verità un passaggio lungo per Chicco Rossi. Passaggio dietro la porta per Moiano. Moiano indietro per Borsi, 2 secondi per andare al tiro, fermato da Samuel Amato che tenta di servire in girata, Scuccato, però i due non si intendono. In verità era difficile per Amato il controllo di quella pallina. Intanto riparte Sarzana con questo passaggio in mezzo di Borsi, fermato dal guantone di Francisco Veludo. 7 minuti esatti da giocare, prima frazione di gioco. Borsi per Ipinasar. Rossi fermato irregolarmente da Samuel Amato. C'è il secondo fallo di squadra del Breganze, 3 invece sono quelli del Sarzana. Si riparte dunque Sarzana in possesso di sfera con il tiro da fuori di Ipinasar. Pallina però che non c'entra allo specchio della porta e quindi riparte il Breganze con Andrea Scuccato che se ne va sulla destra, poi lascia di palla per Gerard Texido, Samuel Amato, su di lui Moiano difende molto bene, ancora Samuel Amato, ma c'è la difesa impenetrabile del Sarzana. Borsi va a recuperare la pallina, lascia lì per Rossi, poi nuovamente lo scambio con Borsi, Rossi nuovamente, passaggio poi per Ipinasar.
Su di lui Texido, va però Ipinasar sulla destra. Ipinasar tenta di mettere pallina lì in mezzo, fermato dalla difesa del Breganze. Lancio lungo per Michans, intanto Michans c'è in mezzo all'area. Texido capisce tutto, intuisce Simone Corona che sventa questo tentativo di gol del Breganze. Bellissima azione del Breganze, altrettanto bravo Simone Corona in questa occasione che mette lì il bastone in mezzo. Si riparte con Breganze, Scuccato in girata indietro per Michans. Texido, ancora Scuccato, le finte di Scuccato, poi lo scarico per Texido. Texido all'angolo, su di lui Moiano decide di passare dietro la porta per Scuccato, tenta l'alza e schiaccia Scuccato, però c'è la difesa del Sarzana. Ipinasar, Borsi, 5 minuti e 10 secondi da giocare, prima frazione di gioco. Garcia per Ipinasar, poi Borsi, Chicco Rossi, ancora Borsi, mette pallina in mezzo Borsi all'indirizzo di Ipinasar, riesce nel controllo il giocatore con numero 87 del Sarzana. Il tiro intanto da fuori di Borsi finisce fuori, deviato da una stecca del Breganze, dunque si riprenderà con il gioco a favore del Sarzana. Altro time out, secondo time out chiesto da Alessandro Bertolucci, il terzo di questo primo tempo. Risultati intanto dalle altre piste con Lodi Viareggio 1-1, intanto il risultato finale per la partita giocata alle 18 tra Follonica e Forte di Marmi, che ha visto vincere il Forte di Marmi per 6-2. Lodi Viareggio 1-1, Scandiano Monza ancora ferma sullo 0-0, Valdagno Montebello ancora in parità 1-1 e torna passa in vantaggio il Trissino intanto a San Rigo per 1-2. Andiamo a vedere anche il gol, doppietta intanto per Garcia del Trissino. Si riparte intanto con il gioco, terminato anche questo time out, terzo time out di questo primo tempo chiamato da Alessandro Bertolucci. Si riparte con Sarzana, Chicco Rossi in possesso di palla che lascia lì per Davide Borsi. Borsi, poi lo scambio dietro porta con Geronimo Garcia, indietro per Chicco Rossi che lancia dalla distanza, è deviata però da Amato. Se la va a recuperare Eloy Michans che riparte pressato altissimo da Geronimo Garcia, in qualche maniera riesce poi a scaricare Michans su Andrea Scuccato. Scuccato in possesso, il tiro di Scuccato dalla destra, ci arriva con il casco Simone Corona, pericolosissimo questo tiro di Andrea Scuccato, bravissimo Simone Corona a sventare questo altro tentativo del Breganze, pallina che era angolatissima proprio in direzione della mia postazione, diretta verso l'angolo del secondo palo della gabbia difesa da Simone Corona. Fischiati intanto i 10 secondi, anzi 5 secondi nella propria metà campo per il Breganze. Si riparte con Sarzana, ma recupera il Breganze in fase difensiva. Scuccato per Michans che tenta di andare in mezzo alla selva della difesa del Sarzana. Ancora Breganze, Michans, pallina in mezzo per il tap-in di Andrea Scuccato, la pallina però finisce fuori. Scuccato poi si fa portare via palla lungo steccato da Ipinasar che spreca malamente con questo passaggio sbagliato all'indirizzo del proprio attacco. Passaggio lungo intanto di Michans per Scuccato, adesso Amato in possesso di sfera. Amato per Dalla Valle, su di lui Ipinasar che riesce a portare via palla e riconquistare il possesso per Sarzana. Rilancia intanto Garcia, indietro per Ipinasar, Borsi, ancora Garcia, 3 minuti da giocare. Ipinasar per Garcia, ancora Garcia, indietro per Borsi, il tiro da lontano di Borsi, c'è una deviazione intanto di Chicco Rossi e poi la pallina che viene fermata da Francisco Veludo. Veramente pericolosissimo il Sarzana con questi tiri da fuori, che siano tiri o
anche semplici passaggi, lo ha dimostrato anche prima con i primi 2 gol, 2 passaggi in mezzo lì che passano tra la selva della difesa, non se ne accorge Veludo. Tanto riparte il Sarzana, Ipinazar, il tiro di Ipinazar fermato forse proprio anche dal proprio compagno di squadra Rossi. 2 minuti e mezzo. Garcia gira la porta, Garcia, poi la virata, la pallina poi torna nelle stecche del Breganze con Scuccato che va a recuperare. Scuccato, c'è intanto il fallo di ostruzione di Michans, blocco su Chicco Rossi, fischiato da Rondina, e questo costa il terzo fallo di squadra per Breganze. Situazione di parità intanto per i falli di squadra. Va intanto Chicco Rossi, poi scivola proprio lì al limite dell'area, la pallina torna sulle stecche del Breganze, c'è questo tiro insidioso di Scuccato che però non c'entra lo specchio della porta. Sarzana con Borsi, e Pinazar per Rossi, giro a 3 del Sarzana, questa volta c'è Garcia in mezzo all'area che riceve in questo momento, rientra in area Garcia, intanto continuano a girare i propri compagni di squadra. Borsi, Ipinazar, ancora Borsi che adesso tenta di guadagnare qualche metro verso la porta di Veludo, il passaggio in mezzo per Chicco Rossi, ancora Borsi, su di lui Dalla Valle, deve andare al tiro il Sarzana, 3 secondi per andare al tiro, c'è questo tentativo in girata di Geronimo Garcia, la pallina però finisce alta, viene fischiata dal duo arbitrale Rondina Ferrari. Riparte dunque il Breganze con Michans a giocare indietro per Samu Amato, sulla sinistra c'è Andrea Scuccato che avanza in questo momento. Scuccato poi indietro per Michans, 1 minuto da giocare in questa prima frazione di gioco. Dalla Valle va sulla sinistra, il tiro di Dalla Valle fermato però da Garcia, è però ancora pallina delle Breganze con Samu Amato. Michans, 45 secondi alla fine del primo tempo. Scuccato, 10 invece secondi per andare al tiro per Breganze. Ancora Breganze tenta questa schiacciata al volo da dietro porta Michans, 30 secondi, c'è questo passaggio in mezzo di Chicco Rossi, pronto Veludo, ancora sfera in possesso del Sarzana, però c'è un tocco di pattino per Chicco Rossi che concederà al Breganze la possibilità di finire questo primo tempo in possesso di palla. 22 secondi al termine del primo tempo, controlla il tabellone Michans, andrà a scaricare all'ultimo secondo. C'è intanto, credo che sia stato fischiato un fallo di squadra in centro area, perché c'era la scivolata di un giocatore del Sarzana qui che è scivolato da solo, sicuramente ha visto un'irregolarità in centro area l'arbitro Ferrari. Dunque in possesso ora Sarzana per gli ultimi 5 secondi. Borsi andrà al tiro, Borsi però viene tardato da la pressione di Eloy Michans. Finisce in questo momento il primo tempo con il risultato di 1-2 tra Breganze e Sarzana. I gol di Ipinazar e Rossi per Sarzana, quello di Michans su tiro da fuori area. Qualche minuto di pausa anche per noi, vi invitiamo a seguire questo secondo tempo tra Breganze e Sarzana. Arrivederci tra qualche minuto.
Amici sportivi ben ricollegati dal Pala Ferrarin di Breganze per questo secondo tempo tra Breganze e Sarzana, ottava giornata del massimo campionato di Serie 1 di hockey pista 2019-2020. Al momento conduce il Sarzana con una rete di vantaggio, risultato di 1-2 con i primi due gol segnati da Ipinasar e poi di Rossi su deviazione lì in centro area, due gol che erano un passaggio in mezzo per il proprio compagno di squadra da parte della difesa del Sarzana, però la pallina è carambolata dentro senza che Veludo potesse fare qualcosa per fermarla. Merito comunque al Sarzana, gol e dunque conduce il Sarzana. Poi c'è il gol da segnalare di Michans con la bomba tirata che va ad insaccare la rete di Simone Corona. Intanto squadre che sono pronte per iniziare questi ultimi 25 minuti di partita. Squadre intanto che si sono già posizionate, si attende intanto la sistemazione in porta di Simone Corona. Sarzana che partirà con Ipinasar, Geronimo Garcia, Chicco Rossi e Davide Borsi. Breganzi invece che schiera Veludo in porta con Texido, Amato, Michans e Retis. Sfera intanto in centrocampo con capitano Gerard Texido che batterà l'inizio di questo secondo tempo. Si posiziona intanto in porta Corona, batte la stecca con Davide Borsi e si parte con Samu Amato subito a giocare con Eloy Michans che va a tirare dalla destra, cicca però la pallina, è comunque ad appannaggio delle Breganze con Texido che se la va a recuperare. Poi c'è lotta lì appena fuori dall'area tra Texido e la difesa del Sarzana. Viene fischiato il fallo di squadra per Sarzana che va a quota 4 anche i falli di squadra delle Breganze. Siamo a 2 metri fuori dall'area del Sarzana, posizione ghiotta per un tiro da parte di Amato o Michans sulla pallina Gerard Texido. Posiziona intanto la barriera Franco Ferrari, tocca intanto Texido per Michans che svirgola la pallina, finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta difesa da Simone Corona. C'è la ripartenza del Sarzana con i Pinazar a giocare per Geronimo Garcia che si accentra, poi scarica all'indietro verso Davide Borsi, Rossi, ancora Borsi, passaggio in mezzo per Garcia che riesce ad uscire dalla difesa del Breganze e a ripartire con l'azione. Adesso Rossi riesce a superare Amato, viene fischiato il rigore a favore del Sarzana per questo fallo su Chicco Rossi. Non ha dubbi Franco Ferrari che fischia questo rigore a favore del Sarzana. Sulla pallina si posiziona Davide Borsi. Sono appena trascorso 1 minuto e 50 secondi dall'inizio del secondo tempo. C'è questa possibilità di allungare per il Sarzana. Rigore Davide Borsi contro Francisco Veludo. Dà il via l'arbitro Ferrari. Il tiro di Borsi che si insacca sulla destra di Francisco Veludo e porta a 3 i gol del Sarzana. 24 minuti e 12 secondi dal termine della partita. Breganze 1, Sarzana 3. Gol di Borsi. Si riparte dunque con Michans per Amato, il tiro da fuori di Amato deviato dalla difesa del Sarzana, tenta di andare a recuperare Retis ma è lesta la difesa del Sarzana che va al raddoppio, riesce a conquistare il possesso di sfera. Adesso Ipinasara che va a giocare per Borsi, poi lo scambio con Rossi, il tiro in mezzo di Borsi, riesce ad arrivarci Michans che rilancia i suoi. Texido taglia, va sulla destra, al raddoppio ancora Sarzana, riesce a rubare palla al Breganze. Borsi, Rossi, ancora Davide Borsi, lo scambio tra i due. Ipinasar per Garcia, passaggio lungo per Chicco Rossi che tira, la pallina era comunque fuori ma riesce a deviare Francisco Veludo. Pallina intanto a 2 fischiata da Rondina.
sulla pallina Rossi e Amato. Pallina riesce ad arrivare sulla stecca di Texido che rilancia il Breganze, in mezzo Michans per Rettis, la pallina però è deviata, ma è ancora pallina del Breganze. Amato in mezzo per Michans, fuori per Texido, il passaggio nuovamente per Amato. Amato, il tiro di Amato finisce fuori, c'è poi la ribattuta con un gioco di sponda da parte di Texido, però è ad appannaggio della difesa del Sarzana, che riparte con i Pinazar. Rossi, i Pinazar, Borsi, ancora Rossi, mette la pallina lì in mezzo, ci arriva Garcia, troppo lunga però il passaggio, riparte comunque Sarzana. Borsi, su di lui Michans, i Pinazar, Borsi, ancora Michans, duellano i due su Balaustra, c'è il tocco intanto di pattino di Borsi e quindi riparte il Breganze. Amato, va Amato, fermato da Rossi e c'è il rigore questa volta fischiato a favore del Breganze per questo fallo di Rossi su Samuel Amato, che resta per un attimo a terra. Si rialza intanto Samu Amato. Restano intanto a terra a dialogare Amato e Corona, forse anche Corona ha accusato il colpo sulla caduta di Samuel Amato. Va a sincerarsi delle condizioni del proprio portiere anche Francisco Ipinazar. Sta intanto raccogliendo qualcosa da terra Samuel Amato. Intanto dal dischetto si porta Eloy Michans, lo specialista per il Breganze dai tiri di rigore. Attendiamo il via di Marco Rondina che lo dà in questo momento. Eloy Michans contro Corona, para Corona sul rigore di Michans, ancora buona per il Breganze, l'alza e schiaccia di Michans. Finisce fuori la palla ancora delle Breganze. Amato, il tiro di Amato finisce lì a fianco del palo della gabbia difesa da Corona e qui viene fischiato il fallo a Nicola Rettis. Fallo di squadra per Breganze. Ferma il gioco intanto Ferrari che va a sincerarsi della decisione con Rondina. Viene confermato il fallo di Rettis all'angolo. Intanto mancano 21 minuti e 54 secondi. Breganze 1, Sarzana 3. Non sono ancora convinti i giocatori del Breganze. In verità non lo siamo neanche noi, però rispettiamo le decisioni arbitrali. Viene confermato dunque il fallo di squadra di Breganze. Si riparte con Sarzana, Rossi, i Pinazar sulla destra per Borsi. Rossi fermato da Amato, Amato in possesso di sfera, Amato si accentra, lascia di palla per Texido, ancora Texido. Rientra intanto tutta la difesa del Sarzana. Lestissima in questo caso a coprire la propria area. Michans per Texido, poi capisce tutto Garcia in contropiede, solo Garcia contro Veludo, ci arriva Francisco Veludo che riesce a lanciare lungo dove c'è Michans. Qui c'è il fallo netto di squadra da parte di Chicco Rossi. Sarzana a 5, c'è questo tiro poi da fuori di Amato che va a cozzare in pieno sulle gambe di Geronimo Garcia, che quindi regala il possesso alla formazione di Alessandro Bertolucci. Garcia, ancora Geronimo Garcia, passaggio dietro la porta di Veludo dove trova Rossi, ancora Rossi per Borsi. Garcia dietro la porta di Veludo, mette lì la pallina Garcia, anzi la lascia lì per Borsi.
Borsi su di lui Michans, sempre Michans in pressing su Borsi, tentativo disperato di Borsi, adesso c'è Retis, tu per tu con Ipinasar, poi il passaggio per Michans, Michans mette la pallina addosso a Corona, forse ci stava un passaggio su Retis, intanto contropiede del Sarzana, altro contropiede ora del Breganze con Texido, Amato. Su di lui Ipinasar, ancora spera di Amato, riesce a tenerne il possesso Samuel Amato, però questa volta fermato da Rossi che rilancia i suoi con Borsi, Ipinasar, Garcia. Rossi per Garcia. Chiamato intanto un time out da parte di Bertolucci per Sarzana. Rossi, su di lui Amato, riesce a portare fuori la palla dove trova Ipinasar. Nella sua area intanto Borsi, lancio lungo per Garcia. Garcia marcato da Michans, ancora Garcia, finisce a terra, Michans scivola da solo. Caduto però male Michans che accusa il colpo, viene intanto fermato il gioco da parte di Ferrari e c'è il time out chiamato in precedenza da Alessandro Bertolucci. Intanto ancora a terra Michans, probabilmente potrebbe essere anche uno strappo da parte di Michans in fase di caduta. Andiamo intanto a vedere quello che succede anche dalle altre piste con il risultato finale di Follonica Forte dei Marmi giocata alle ore 18, risultato di 2-6 per Forte dei Marmi. Si sblocca intanto anche Lodi Viareggio in vantaggio, Lodi 2-1, sbloccata anche Scandiano Monza in vantaggio, Scandiano 2-0 e a sorpresa Valdagno sta perdendo 2-3 contro il Montebello. Mentre bella partita anche quella tra Sandrigo e Trissino, adesso nuovamente in vantaggio il Trissino per 3-4, bella partita che sicuramente sta commentando il nostro collega Ivo Peretto che salutiamo. Intanto è ancora in corso il time out, primo time out di questo secondo tempo chiamato da Alessandro Bertolucci. Risultato che vede in vantaggio Sarzana per 3-1, le reti per Sarzana di Ipinasar e Rossi nel primo tempo, poi accorcia le distanze Eloy Michans per il Breganze e il gol su rigore qui in questo secondo tempo di Davide Borsi che porta sul 3-1 il Sarzana, che non sta assolutamente demeritando questo risultato, se lo merita tutto quanto la formazione di Alessandro Bertolucci. Si riparte intanto con Samuele Amato che lascia palla al Sarzana e parte dalla propria metà campo con Borsi a giocare per Geronimo Garcia, il passaggio per Ipinasar, tanto pallina deviata fuori da Samuel Amato, sarà rimessa in gioco a favore del Sarzana. 19 minuti e 7 secondi da giocare, Breganze 1 Sarzana 3. Falli di squadra intanto 5-5 per le due squadre, contropiede del Breganze, Retis mette la pallina per Andrea Borgo che riesce a tenerne il possesso, poi però arriva Chicco Rossi, qui intanto c'è un'ingenuità da parte di Andrea Borgo che si appoggia su Francesco Rossi, è giusto il fallo a favore del Sarzana. Borsi intanto, Borsi se ne va sulla destra, il tiro di Borsi però non riesce ad imprimere potenza. Retis intanto, Retis al raddoppio su di lui, c'è intanto tocco di pattino di Rossi che regala la ribattuta al Breganze. Andrea Borgo intanto tenta il tiro da fuori, fermato da Geronimo Garcia, adesso sulla palla c'è Ipinasar pressato da Borgo.
Ancora Ipinazar, pressa altissimo Borgo e qui c'è un altro appoggio di Andrea Borgo, secondo fallo di squadra in pochi secondi, deve stare attento Borgo che adesso viene richiamato giustamente da Marco Rondina, per lui c'è il warning. (18 minuti e 20 secondi), secondo tempo di gioco. Sarzana conduce per 3-1 sul Breganze, risultato sicuramente meritato per la formazione di Alessandro Bertolucci. Breganze che deve forse osare un po' di più, trovare un po' di precisione nella finalizzazione delle proprie azioni. Intanto Sarzana con Chicco Rossi dietro la porta di Veludo, su di lui c'è Samu Amato. Ripartenza adesso del Breganze con Amato a servire Andrea Borgo, finta il tiro Borgo, rientra intanto nuovamente la difesa del Sarzana, non approfitta il Breganze in velocità per entrare nella gabbia di Simone Corona. Fischiato intanto il fallo di Borsi. Retis per Amato, diagonale all'indietro per Gerard Texido, il pallina lì per Scuccato che però trova un Simone Corona prontissimo. Adesso Sarzana, Borsi mette lì la palla per Moiano che tenta il tiro, fermato dalla stecca di Gerard Texido che lancia per Amato. Texido, ancora Texido, mette la pallina in mezzo, sventa il pericolo Corona, ci arriva col guantone, la pallina adesso è all'angolo, fischiata a 2. Intanto Scuccato con Borsi, la pallina di Texido che però va a passarla letteralmente a Chicco Rossi che rilancia Ipinazar, all'indietro nuovamente per Rossi, ancora Ipinazar, passaggio poi per Moiano, indietro Borsi, gioca con passaggi lunghissimi in questo frangente Sarzana. Ipinazar, pressato alto da Retis, deve pressare così adesso il Breganze, al raddoppio su Moiano. Adesso Texido riesce a recuperare la pallina su Rossi, rilancia il Breganze. Amato per Retis che mette la pallina in mezzo, però non c'è nessuno lì ad attenderla. È ancora la sfera del Breganze, il tiro al volo di Scuccato sull'assist di Samu Amato. Ancora palla del Breganze, tenta un tiro al volo a Amato, però difficile sul passaggio di Texido. Ritorna in possesso il Sarzana con Chicco Rossi ad aggirare la porta di Veludo. Chicco Rossi ancora in possesso, la pallina indietro per Ipinazar. Passaggio per Borsi, Ipinazar. Ipinazar. Si accentra Ipinazar, poi va fuori sulla sinistra della metacampo del Breganze, ricostruisce l'azione. Borsi, il passaggio in mezzo di Borsi, fermato da Retis e c'è il gancio di stecca con stecca di Borsi su Texido che lamenta forse qualcosa in più. Viene comunque dato fallo di squadra al Sarzana. Falli di squadra 6 per Sarzana, 7 quelli delle Breganze. 15 minuti e 36 secondi da giocare, seconda frazione di gioco. Si riparte con le Breganze. Texido per Scuccato. Amato, il tiro di Amato fermato dai parastinchi di Moiano, poi esce Veludo e ancora Sarzana però con Garcia che però spreca con un passaggio sbagliato, la recupera
Costenaro che fa il suo ingresso in campo in questa partita. C'è il fallo intanto fischiato ad Amato per una manata su Moiano. Tensione tra i due intanto, tra Moiano e Amato. Importante che la cosa non sfugga di mano al duo arbitrale Ferrari-Rondina. Fino a qui partita correttissima da ambo le parti. Si riparte con Sarzana, Borsi, Garcia per Ipinazar, il passaggio per Garcia, Moiano su di lui Scuccato, Moiano va in centro area, fermato però da Veludo, recupera pallina Scuccato, Scuccato semina Moiano, se ne va sulla destra Scuccato, il passaggio in mezzo è preda di Corona che sventa e butta fuori la pallina, ancora recuperata dalle Breganze. Borgo dietro porta, Borgo su di lui Borsi e poi Pinazar al raddoppio. Gioca molto bene il Sarzana al raddoppio sul Breganze. Garcia spreca però questo passaggio e intanto c'è Moiano che riesce a portare via sfera a Texido. Per un attimo si è trovato lì a tu per tu con la pallina davanti a Francisco Veludo, riesce però a sventare Veludo il pericolo. Sarzana con Ipinazar, si accentra Ipinazar, poi torna fuori dove trova Borsi. Adesso pallina del Breganze con Texido, ritorna intanto Borsi, la pallina finisce lì in centro area, è preda di Ipinazar che lancia il contropiede per Sarzana. Ipinazar spreca malamente, aveva anche la possibilità di appoggiare molto prima verso Moiano, giocarsela in 2 contro 1, invece ha voluto fare tutto da solo, è arrivato lì a tu per tu con Veludo e è riuscito a non centrare lo specchio della porta. Adesso Scuccato, Texido mette la pallina lì in mezzo, non ha fortuna però il Breganze in questo caso. Garcia indietro per Borsi, 13 minuti da giocare. Ipinazar ancora Ipinazar. E intanto c'è uno svarione difensivo da parte del Breganze e qui non ha problemi ad insaccare il Sarzana con il gol di Moiano che porta a 4 i gol del Sarzana, 12 minuti e 48 secondi. Qui c'è stata una papera vera e propria della difesa del Breganze che ha lanciato a rete da solo il Sarzana. Scuccato intanto, altro tiro da ultimo uomo, parata dalle gambe di Chico Rossi che rilancia Sarzana in contropiede. Fortunatamente per Breganze però pallina troppo lunga e dunque deve fare il giro della porta Rossi. 12 minuti e 23 secondi da giocare. Borsi in possesso di palla, serie di dribbling, poi torna all'indietro dove trova Ipinazar. Borsi per Rossi. Rossi, gran gol di Chicco Rossi che fa fuori tutta la difesa del Breganze e poi va proprio a cavare le ragnatele dalla porta di Francisco Veludo. Sta adesso cedendo il Breganze sotto i colpi di un Sarzana che veramente sta dimostrando quello che vale. Rossi intanto va a segnare il quinto gol per Sarzana a 12 minuti e 3 secondi dal termine della partita. Ancora Sarzana, ha perso la testa in questo frangente il Breganze. È inevitabile che adesso Diego Mir chieda il time out
Ancora Rossi è a tu per tu con Veludo. Per un attimo ha dato l'impressione di riuscire ad arrivare alla sfera e a metterla dentro per il sesto gol. Costenaro intanto per Teixido. Borgo fermato da Moiano, c'è un fallo di squadra per il Sarzana. Forse c'era anche qualcosa di più e se ne è accorto anche Alessandro Bertolucci, che sgrida proprio Moiano per l'intervento su Andrea Borgo. È chiaro che adesso il cosiddetto coltello dalla parte del manico ce l'ha Sarzana, non deve Sarzana perdere la testa. Più 4 a 11 minuti e 26 secondi, tutto è ancora possibile, però è importante per la squadra di Alessandro Bertolucci saper gestire questo vantaggio a 11 minuti e mezzo dal termine della partita. Chiaramente intanto time out chiamato da Diego Mir a dare una carica ai suoi dopo questi ultimi minuti di gioco. Risultati intanto dalle altre piste con Lodi adesso che si allarga sul Viareggio per 5-1, Scandiano in vantaggio sul Monza 3-2, Valdagno pareggia 3-3 contro il Montebello e Sandrigo Trissino 4-5. Veramente bella la partita sicuramente tra Sandrigo e Trissino, come anche quella tra Valdagno e Montebello. Chiaramente noi da buoni vicentini seguiamo anche i nostri cugini. Tanto si riparte con il tiro da fuori di Andrea Borgo, pallina che finisce sulla stecca di Dalla Valle. Ancora adesso Borgo, lo scambio tra i due. Borgo va dietro la porta di Corona, mette lì la pallina in mezzo per il giovane Dalla Valle, che non esita a metterla dentro per il secondo gol del Breganze. 11 minuti e 11 secondi ed è così che deve giocare il Breganze, con questi giovani volenterosi che stanno dimostrando veramente tanto per questa formazione. Adesso deve darci dentro il Breganze se vuole recuperare lo svantaggio di 3 gol che lo separa dal Sarzana. Fino ad ora padrone indiscusso di questa partita. Dalla Valle. E c'è il gol intanto del Breganze, che va a 3 a 10 minuti e 47 secondi dal termine. Nuovamente Breganze, speriamo per Breganze che la carica di Diego Mir sia servita. Andrò a vedere a chi è stato assegnato il gol, perché con tutta sincerità me lo sono perso. Stavo appuntando ancora il gol di Dalla Valle precedente. Il gol di Samuel Amato, il terzo gol di Samuel Amato. Tiro intanto delle Breganze con la palla che si va a sfiorare il palo, va a toccarlo e va fuori. Ringalluzzito sicuramente il Breganze dopo questi 2 gol. Viene chiamato a sé intanto Amato, warning per lui. Attento Amato, deve tornare sui suoi passi per non compromettere questa partita, già compromessa per gran parte fino adesso. 10 minuti e 2 secondi intanto da giocare. Inevitabile questa volta che il time out sia chiamato da Alessandro Bertolucci. Partita che si sta letteralmente infiammando. Intanto siamo anche vicini ai cosiddetti 10 falli di squadra, con Breganze a 8 e Sarzana a 7. Dunque qui adesso in 10 minuti può veramente succedere di tutto. Fatto sta che Breganze è ancora sotto di 2 gol
Si riparte con il possesso affidato al Sarzana, sulla pallina Ipinazar. Intanto alla panchina del Breganze c'è un chiarimento tra Diego Mir e Franco Ferrari. Si attende il termine del colloquio per dare il via al gioco. Ipinazar sulla pallina, toccare per Davide Borsi, il passaggio per Moiano. Moiano però scivola lungo la balaustra, riesce comunque a mantenere il possesso di palla, poi viene fischiato il fallo per tocco da terra della sfera da parte a fischiare Franco Ferrari. Riparte dunque il Breganze con Samu Amato a giocare per Andrea Borgo. Ancora Borgo in possesso, chiama pallina Amato, poi Borgo decide di andare dietro la porta di Corona. Viene fischiato il fallo contro al Breganze perché c'è il tocco di Borgo da terra della pallina. Sarzana, Ipinazar a giocare fuori per Chicco Rossi che gioca all'indietro per Borsi. Poi trova Moiano sulla destra che con una girata tenta di seminare dalla valle. Tanto esce Rossi al volo, entra Garcia che riceve palla in questo momento. Geronimo Garcia a giocare indietro per Borsi. 10 secondi per andare al tiro per Sarzana. Ipinazar. Ancora Ipinazar a servire Moiano, la pallina che finisce in traversa e poi va fuori. Graziato qui il Breganze su questo tiro del Sarzana. 8 minuti 51 ancora da giocare. Si riparte con il Breganze nella propria metà campo. Amato, e qui c'è adesso il contropiede di Garcia che riesce a sprecare questa grande occasione per Sarzana sull'errore in fase difensiva di Samu Amato che regala palla al Sarzana per questo contropiede. Intanto tiro da fuori di Borgo, fermato dalla difesa del Sarzana che recupera in questo momento con Garcia, guadagna metri Garcia, poi scarica sulla sinistra per Ipinazar. Moiano adesso sulla destra, lungo linea per Garcia, diagonale intanto all'indietro per Ipinazar. Ipinazar ancora in possesso, chiede lo scambio con Garcia. Garcia, ancora Ipinazar. Ipinazar va sulla sinistra, si accentra Ipinazar, finta il tiro, poi decide di passare verso Garcia. Ultimi 3 secondi per il tiro. Moiano adesso, il tiro di Moiano parato da Francisco Veludo. Qui intanto il contrasto tra Costenaro e Moiano, la vince Costenaro che rilancia i suoi, finta il tiro. Fatto bene non tirare, da ultimo uomo Silvio Costenaro. Passaggio indietro per Amato. Avanza sulla destra Amato. Si ferma lì in centro area. C'è Davide Borgo che insacca il quarto gol per il Breganze. Bellissimo l'assist di Amato che trova lì in centro area Davide Borgo per il quarto gol del Breganze. 7 minuti e 15 alla fine. Breganze sta ritrovando se stesso. Sarzana adesso con Ipinazar, Moiano, Garcia, Costenaro. Adesso c'è Dalla Valle che commette fallo, indubbiamente fallo quello di Dalla Valle. Purtroppo anche qui lui pecca un po' di inesperienza. Giusto il fallo dunque di squadra al Breganze che sale a quota 9. Tanto contropiede del Breganze,
Amato, e qui però sbaglia il controllo di palla in fase offensiva. Adesso Borsi tenta di metterli palla con una mano soltanto, non riesce però nell'impresa, disturbato anche dalla difesa delle Breganze. Samu Amato intanto che sta trainando i giovani in campo. Qui viene fischiato il 10° fallo di squadra del Breganze, a commetterlo Samuel Amato. Adesso ci sarà la punizione di prima a favore del Sarzana, vediamo chi si porterà sul dischetto e sarà Juan Moiano. Moiano contro Francisco Veludo. Attendiamo il via da parte di Franco Ferrari. Si sistema intanto Veludo, dà il via Franco Ferrari, parte Moiano, il gancio di Moiano e para Francisco Veludo. Attenzione però, pallina ancora in possesso del Sarzana, che ritorna a giocare fuori, dunque pericolo sventato, annullato questo tentativo del Sarzana. Qui sbaglia il passaggio Moiano, però poi non riesce, Scuccato nel controllo in fase difensiva. Regala nuovamente dunque il possesso ai giocatori di Alessandro Bertolucci. Scuccato intanto su Ipinasar, ancora Ipinasar, la vince il giocatore del Sarzana, Moiano. Il passaggio per Rossi, su di lui Amato, tenta di accentrarsi intanto Moiano, ma viene fermato da Scuccato che tiene il possesso palla, scarica su Amato, poi Amato per Davide Borgo. Passaggio sbagliato intanto di Borgo sulla pallina Rossi e Scuccato. C'è il fallo di Scuccato su Rossi. Troppe comunque le palline sbagliate anche da parte del Breganze, soprattutto in fase difensiva. Qui intanto c'è il warning da parte di Franco Ferrari ai danni di Davide Borsi, che stava protestando con l'arbitro Rondina. 5 minuti e 20 secondi intanto da giocare, 11 falli di squadra per Breganze, 7 quelli del Sarzana, 4-5 il risultato che vede in vantaggio Sarzana. Sulla palla intanto Moiano a toccare per Ipinazar, il tocco in mezzo per Rossi, ancora Ipinazar, indietro per Davide Borsi. Indietro Borsi, sbaglia il passaggio, però riesce a metterci una pezza Simone Corona. Poi c'è il passaggio sbagliato della Sarzana, lo intercetta Borgo. C'è il passaggio in mezzo, forse anche un tocco di pattino, dice no invece Franco Ferrari. Amato intanto, Amato deve stare attento a non pasticciare sul pressing di Moiano. Il passaggio in mezzo di Amato è però conquista della difesa del Sarzana. Qui nel contrasto tra Amato e Moiano la vince Ipinasar. La pallina finisce sulla stecca del giocatore numero 87. Incitato intanto il Breganze dai propri tifosi. 4 minuti e 25 secondi da giocare. Un gol da recuperare per Breganze, situazione di 4-5. Breganze che purtroppo ha cominciato a giocare soltanto negli ultimi minuti. Gran tiro intanto di Scuccato dalla distanza. Non è impossibile arrivarci per Simone Corona, che riesce col guantone a sventare la pallina verso la metacampo del Breganze. Adesso Samu Amato. Ancora Amato in possesso, fermato da Moiano, però la pallina finisce sulla stecca di Texido. Appena entrato il tiro intanto di Scuccato, è entrato anche Rettis. Amato, il tiro intanto di Amato, adesso Rettis su di lui Borsi, ancora Rettis. Viene portata via la palla al giocatore numero 9 del Breganze, contropiede del Sarzana con Ipinazar che tira fuori. La pallina dunque sarà rimessa in gioco a favore del Breganze. Il tiro intanto dalla distanza di Amato all'indirizzo
di Gerardo Texido, fermo lì davanti alla porta. Sfera in possesso del Sarzana. Rossi per Ipinazar, pressato da Retis. Ancora Retis con Ipinazar, la vince Retis, parte Retis in contropiede. Ancora Retis, qui viene fischiato l'8º fallo di squadra del Sarzana. 3 minuti e 7 secondi al termine della partita. Punta adesso una formazione offensiva Diego Mir, chiaramente mettendo dentro Samu Amato, Scuccato, Retis e Texido. Tanto Samu Amato sbaglia il passaggio verso Texido, preda della difesa della Sarzana, più precisamente Chicco Rossi. Ipinazar indietro per Davide Borsi. Adesso Sarzana sicuramente tenterà anche di perdere un po' di tempo per quanto possibile. Adesso Retis a servire Scuccato, indietro per Amato, mette pallina in mezzo Amato, tenta di agganciarla a Texido, però la stecca troppo alta di Texido regala la punizione a favore del Sarzana. 2 minuti e 23 secondi, Breganze 4, Sarzana 5, siamo a 11 falli di squadra per il Breganze, 8 quelli del Sarzana. Rimessa in gioco di Sarzana con Ipinazar a giocare sulla sinistra per Garcia. Adesso gioca a largo il Sarzana, costretto anche dal pressing del Breganze. Contropiede del Sarzana con Garcia tu per tu con Veludo, e c'è la palla a 2 per questo intervento di Veludo. Altro pericolo sventato dal portierone del Breganze. Texido adesso per Amato, 2 minuti e 5 secondi. Avanza Samuele Amato, il passaggio per Scuccato. Amato, chiaro che adesso Breganze non deve attendere i 45 secondi, ma deve cercare di entrare nella difesa del Sarzana. Amato contro Chicco Rossi, la vince Amato, che rilancia i suoi. Passaggio lungo per Nicola Retis, che però si fa soffiare palla dalla difesa del Sarzana, ma arriva a Amato che tira da fuori, la pallina arriva lì nei pressi di Simone Corona, viene spazzata fuori, e ancora palla del Breganze. 1 minuto e mezzo ancora da giocare. Assist in mezzo di Gerard Texido, non viene fermato da nessuno. Adesso duello tra Scuccato e Rossi, c'è il fallo di squadra di Scuccato, 12° per il Breganze. 1 minuto e 20 da giocare. Borsi, passaggio lungo per Rossi, anticipato da Texido. Adesso Texido, 1 minuto e 5 secondi. Texido per Retis che è dietro porta. Retis tenta, l'alza e schiaccia, gli sfugge però la sfera. Ipinazar intanto in possesso, va a pressare alto il Breganze. Amato su Garcia, spara lontano Garcia, 46 secondi, toglie intanto il portiere il Breganze. Entra Andrea Borgo come quinto uomo di movimento, quindi porta sguarnita per il Breganze. Adesso Scuccato, viene fischiato il 9° fallo di squadra del Sarzana, 36 secondi al termine. Amato per Texido, 32 secondi. Scuccato, Amato, Scuccato, Amato, si aspetta il varco giusto. Adesso Borgo in mezzo, Borgo, c'è la parata diciamo di Rossi, il tiro intanto da lontano di Andrea Scuccato che finisce fuori, sarà rimessa ancora del Breganze. 16 secondi. Sulla pallina Retis che toccherà per Texido, lo fa in questo momento. Indietro Texido per Amato. Scuccato, Amato, tenta il tiro Amato, pallina deviata dalla difesa del Sarzana. Amato, il tiro al volo intanto di Scuccato, finisce alta, deviata
forse da un giocatore del Sarzana. 2 secondi al termine della partita, vediamo da dove si batterà, dall'angolo proprio a fianco di Simone Corona. Tenterà il tutto per tutto adesso il Breganze di mettere la pallina lì in mezzo. Qua dietro c'è anche Scuccato che però decide di andare in mezzo all'area, nella mischia. Borgo, intanto il tiro di Borgo, nulla da fare, finisce qui la partita e c'è la vittoria meritatissima per Sarzana che porta a casa 3 punti fondamentali per una classifica che al momento lo vedeva in questa ottava giornata all'ultimo posto. Come avevo detto a inizio partita, un Sarzana che non demerita, assolutamente non merita l'ultima posizione in classifica, lo ha dimostrato questa sera. Chiaro è che comunque un Sarzana adesso per loro sarà un girone di andata in discesa rispetto a quello che ha trovato fino adesso. Lo speriamo vivamente per loro, per la formazione di Alessandro Bertolucci, per il presidente Maurizio Corona. Breganze invece si è un po' perso inizio partita, diciamo in 3/4 di partita, ritrovato però troppo tardi il Breganze che conosciamo. Non sono bastati i 3 gol di questo secondo tempo a portare il Breganze a guadagnare punti nella propria pista. Complimenti dunque al Sarzana per questi 3 punti meritatissimi. Per noi è tutto, ricordiamo i prossimi appuntamenti per il Breganze. Sabato 16 novembre giocherà in casa del Viareggio, quindi appuntamento duro, importante quello del Breganze settimana prossima, mentre Sarzana giocherà la 9ª giornata mercoledì 20 novembre dove ospiterà il Scandiano. Giocherà mercoledì 20 novembre perché sabato prossimo, giusto fra una settimana, giocherà in Eurolega e ospiterà proprio al vecchio mercato niente po' di meno che il Benfica. Per noi è davvero tutto da Marco Silvestri di Studio 7 HD, da Stefano Retis, i migliori